Cari telespettatori, ben arrivati alla nostra rubrica Il gusto della terra, e noi di puntata in puntata vi faremo scoprire le prelibatezze, i prodotti protetti e tutelati del nostro territorio insieme a delle località straordinarie che forse non tutti conoscono. E partiamo con il territorio di Marostica, quindi alla scoperta, alla conoscenza di un prodotto di origine protetta. È la ciliegia di Marostica, una ciliegia che ha origine molto antica. In modo particolare dobbiamo risalire al territorio marosticense ed andare al 1454, perché Taddeo Parisio, governatore della zona di Marostica, doveva dare in sposa la propria figlia a dei cavalieri che si contendevano naturalmente la sua mano. Per decidere a chi darla organizzò una partita a scacchi vivente. Chi avrebbe vinto questa partita, chi avesse vinto questa partita, si sarebbe guadagnato la mano della figlia del governatore, e così successe. La figlia passò in mano a uno dei cavalieri contendenti che aveva vinto questa straordinaria tenzone, e per festeggiare l'evento decise di piantare tantissime piantine di ciliegia. Da questo momento in poi viene ricordato questo matrimonio, quest'unione. Poi la sorella la diede in sposa all'altro cavaliere perdente, proprio con le ciliegie che diventano emblematiche. Quindi verso il periodo di fine maggio, metà maggio, quando è il clou della raccolta delle ciliegie qui a Marostica, si celebra proprio con questa storica evento che viene celebrato anche in maschera. Ma noi dobbiamo scoprire anche meglio perché la ciliegia ha avuto questo riconoscimento che risale al 2001, perché tanta attenzione, soprattutto perché bisogna scoprirla, promuoverla, e perché la valenza del territorio, degli operatori di questo territorio ha tanta importanza. Spostiamoci qui vicino, lasciamo questa straordinaria cittadina tutta da scoprire, fatta di storia, di ricordi, ma anche di tanto presente, e andiamo in una zona attigua ma molto molto particolare. Adesso andiamo a conoscere il presidente del consorzio della ciliegia IGP di Marostica, Giuseppe Zuec. Grazie di ospitarci nel suo splendido campo coltivato a ciliegie. Adesso racconteremo bene di che cosa si tratta. Allora, presidente, questa è una tipicità, è un prodotto straordinario, la ricchezza di questo territorio, la ciliegia di Marostica, con un percorso molto lungo per avere un riconoscimento che vale tanto oro quanto pesa. Noi abbiamo colto l'opportunità che i regolamenti comunitari hanno consentito a tutti i produttori europei che hanno dei prodotti tipici di alta qualità di potersi fregiare di due marchi, DOP o IGP. DOP vuol dire denominazione di origine protetta, IGP vuol dire indicazione geografica protetta. Allora, per le ciliegie, noi nella zona di Marostica naturalmente è una produzione storica, da tanti anni si coltiva questo prodotto, abbiamo la fortuna di avere un clima favorevole, un mite, il terreno adatto e anche la passione di produttori e cerasicoltori in questo territorio. E abbiamo chiesto alla Regione Veneto prima, al Ministero poi e alla Comunità Europea il riconoscimento di poter ottenere questo marchio IGP, che vuol dire indicazione geografica protetta. L'abbiamo ottenuto i primi in Italia. Che senso ha avere un marchio? Serve, non serve? Tre obiettivi hanno. Il primo obiettivo è quello di fare in modo che i produttori, i cerasicoltori tengano alta la carta della qualità della produzione. Il secondo obiettivo è quello di tutelare i consumatori. I consumatori sanno che se acquistano un prodotto con un marchio IGP, questo marchio è tutelato e garantito da un disciplinare di produzione fatto di 7 articoli. Il terzo obiettivo qual è? È quello di far conoscere ai cittadini, perché poche persone sanno, in base a un'indagine fatta mi risulta che solo il 9% degli italiani sanno cosa vuol dire IGP, e quindi è giusto che anche attraverso, una volta ottenuto il marchio, i cittadini, i consumatori possono naturalmente sapere cosa vuol dire, quale lavoro c'è alle spalle, quanti sacrifici fanno i produttori per poter fregiarsi di questo marchio, a cominciare dal rispetto di un disciplinare, dalla produzione
al rispetto delle regole stabilite da disciplinare per quanto riguarda i trattamenti da fare, quindi alla fine bisogna arrivare ad avere un prodotto con caratteristiche di alta qualità come stabilisce il disciplinare. Allora vediamo di capirlo insieme e portiamoci a scoprire un po' questa realtà. Allora Presidente, questo innanzitutto è un terreno scosceso, lo vediamo, di origine vulcanica e quindi molto ricco di particolari sostanze. Sì, in effetti di origine vulcanica, ricca di particolari sostanze adeguate appunto alla produzione del ciliegio. E quello che è importante anche, siamo vicino alle Prealpi, è praticamente siamo coperti dal grande freddo. Non c'è mai un grande freddo d'inverno e mai un grande caldo d'estate, quindi siamo nella parte collinare dove proprio il clima e il terreno si adegua molto bene alla produzione del ciliegio e non dobbiamo vergognarci di lavorare e far conoscere questo prodotto tipico, perché è fondamentale fare in modo che i produttori stiano nel territorio, coltivino la terra, e oggi legare l'agricoltura, i prodotti alimentari al turismo è fondamentale, ai beni, al patrimonio artistico che abbiamo nel territorio. Marostica è città della partita a scacchi, una città murata che ha 1800 metri di cinta muraria che chiude tutta la città di Marostica, quindi abbiamo un patrimonio da legare alla cultura e anche all'agricoltura, quindi anche ai prodotti tipici del territorio. Ce ne sono veramente tante di specie diverse, sempre ciliegia di Marostica comunque. Hanno delle caratteristiche anche nel sapore particolarissime, introvabili in altre specie di ciliegie che ne fanno la loro straordinarietà. Allora abbiamo 26 varietà di ciliegie. Tantissime, divise in 3 categorie: le precoci, le medio precoci e le tardive. Certo sono gustose e la caratteristica di questo prodotto è un prodotto dolce, gustoso, adeguato anche all'esportazione. E adesso anche una notizia molto importante, che alcuni trasformatori fanno i dolci con le ciliegie, viene usato nella ristorazione, quindi c'è anche il discorso del trasformato. Oltre ad utilizzare il prodotto fresco, che è la sua natura fondamentale, c'è anche la possibilità di utilizzare le ciliegie per fare i dolci, mettere sotto la grappa, sotto lo spirito e poi anche per la ristorazione, quindi è importante. Insomma, ecco, uno degli elementi importanti che cura e che alza la qualità è l'irrigazione, l'acqua. Bravissimo, infatti noi ci troviamo qua non a caso. Spostiamoci un po' più indietro, perché così riusciamo a far vedere anche ai nostri telespettatori una particolarità straordinaria. L'acqua che abbevera in qualche modo bagna questi ciliegi, che sono ciliegi di concezione moderna, adesso lei ci spiegherà anche perché, non è un'acqua qualsiasi, vero Presidente? Questa è l'acqua che arriva dal fiume Brenta. Abbiamo fatto un progetto finanziato dalla Regione Veneto. Si è fatto il lotto di pianezze, adesso si dovrebbe procedere con Marostica, Molvene, Mason, tutta la fascia pedemontana. L'irrigazione è fondamentale, perché non è che l'acqua serva sempre, ma quando c'è bisogno bisogna averla. Le piante di ciliegio, dopo la fioritura, specialmente in collina ma anche in pianura, se c'è siccità la pianta si abbevera dal frutto e quindi il frutto diventa piccolo. Mentre se diamo l'acqua, diamo irrigazione, la pianta è bella morbida, è fiorente e quindi riesce ad offrire un frutto meraviglioso. Quindi l'irrigazione è strategico per poter parlare di qualità. Siccome che il marchio significa anche tutelare la qualità del prodotto, l'irrigazione è fondamentale in questa direzione. Infatti abbiamo fatto questo progetto, questi sono i microirrigatori e arriva dal fiume Brenta, abbiamo portato su fino all'altezza di 300-400 metri e poi per caduta viene nelle nostre aziende. E questa è una ricchezza straordinaria, perché l'acqua è vita sostanzialmente. Poi l'altro problema che ci preoccupa invece è la grandine, e su questo territorio abbiamo la difesa attiva, abbiamo 7 postazioni e una è anche qua su a pochi metri di distanza, perché il nostro obiettivo è quello anche di tutelarci dalla grandine possibilmente. Ora non c'è ancora l'arma che combatte la grandine di fronte a temporali straordinari, di fronte a uragani non abbiamo l'arma che combatte, però di fronte a temporali medi la difesa attiva ad onda d'urto come abbiamo noi, va bene, ha dimostrato di fronte a temporali medi di essere efficace, quindi di limitare, di contenere
e di vietare anche la grandine quando c'è questo pericolo. C'è una bravissima persona da Lugo, un certo Brazzale, Bortolo, che è collegato con Teolo, il centro meteorologico di Teolo, a Lugo Vicentino, e lui con il cellulare riesce a far partire 7 postazioni con il cellulare. Quando ci sono le nube di grandine fanno partire questo sistema e noi ci accorgiamo, ripeto, di fronte a temporali medi, che la grandine cessa di venire. Come funziona? Praticamente costa molto l'impianto, costa circa 30.000 euro un impianto, però poi la gestione è molto limitata nei costi, con i bomboli di gas, sono a onda d'urto. Naturalmente questo riesce a spaccare il temporale e abbiamo visto anche quest'anno in più occasioni il beneficio di questa... Salva le piante. Salva le piante, salva il frutto, salva gli orti, salva le case, salva le macchine, perché quando grandina, non è che grandina qua, fa danno dappertutto, all'agricoltura e non solo all'agricoltura, a tutti praticamente. Quindi il nostro obiettivo è quello di salvare la produzione. E questo servizio di difesa attiva antigrandine è sicuramente anche questo, sia pure sempre in fase sperimentale, sia pure sapendo che di fronte a uragani non c'è niente da fare, però di fronte a temporali medi ha dimostrato la sua efficacia e anche questo noi tendiamo a portarlo avanti con decisione. Un'altra cosa, i fitofarmaci e quindi a questo punto anche tutte quelle sostanze che intervengono per proteggere il frutto, si parlava di tutela del frutto, che però molte volte vanno anche a danneggiare la qualità del prodotto e quindi anche la salute del consumatore. Quando un prodotto è IGP c'è una grandissima attenzione anche all'utilizzo di queste sostanze, all'erba stessa, quando deve essere fatto lo sfalcio, ci sono dei periodi di attenzione particolari e poi c'è il calibro del frutto che deve essere monitorato e controllato. Noi dobbiamo utilizzare esclusivamente il meno possibile, quelli che servono, nel rispetto dei provvedimenti del Ministero della Salute che stabilisce quali sono i prodotti da utilizzare, i giorni da carenza da rispettare, perché il tema centrale qual è? Non è che si possa fare diversamente, perché altrimenti non si mangia ciliegie, quindi bisogna fare il minimo indispensabile, quello che serve per arrivare all'obiettivo, avere un prodotto sano e genuino. Questo è il tema centrale. Per avere un buon formaggio si dice serve un buon latte e un bravo casaro. Per avere delle ciliegie buone servono naturalmente dei prodotti adeguati, trattati al momento giusto, rispetto della carenza, quindi i giorni di carenza, e come risultato finale abbiamo un prodotto genuino e sano. Quindi rispettiamo in maniera fedele la lotta integrata prevista dal piano regionale. Un'ultima cosa, noi siamo qua nel territorio, in modo particolare a Pianezze, ci siamo spostati dalla zona di Marostica. Quali sono i comuni coinvolti nella produzione di queste ciliegie IGP, ciliegie di Marostica? E i comuni interessati sono 9, allora sono divisi fra la fascia pedemontana, fra il torrente Astico e il fiume Brenta, da Salcedo a Fara, Braganze, Amason Vicentino, Molvena, Pianezze, Marostica, Schiavon, parte nord che confina con Amason Vicentino, e Bassano del Grappa, destra Brenta. Questi sono i 9 comuni che il Ministero dell'Agricoltura, a suo tempo di intesa con la Regione Veneto, ha delimitato come zona che ha le caratteristiche per potersi fregiare del marchio IGP. Grazie a voi telespettatori, abbiamo terminato questo capitolo dedicato alla scoperta in collaborazione con la Regione del Veneto di un prodotto straordinario, un IGP, la ciliegia di Marostica e del suo territorio, e naturalmente buon proseguimento e, se avete l'opportunità, buon appetito.